Rocchetta 2010, Giulia Frasson. Ma in fatto di eleganza stiamo chiudendo questa parte di questa serata veramente alla grande. Guarda, a me fa particolarmente piacere avere qui Giulia questa sera, perché l'anno scorso, ecco, è stato un cambiamento incredibile che ha avuto Giulia. È arrivata ragazza semplicissima, mai usato i tacchi, sempre con le scarpe da ginnastica, ha provato questa sfida di Miss Italia che poi è andata bene, è arrivata in alto. E raccontaci un po', allora Giulia, cosa hai fatto durante quest'anno dopo aver vinto un titolo nazionale con la fascia di Miss Bellezza Rocchetta? Grazie al mio sponsor ho lavorato per loro, ho girato l'Italia facendo sfilate, partecipando a congressi, conferenze. Ci siamo? Ok. Ed ora continuo a girare fino alla scadenza del contratto. Ho lavorato anche come modella e grazie a questo ora lavoro in un'azienda d'abbigliamento come modella e so che insomma ti hanno anche messo sotto, insomma, a provare a vendere gli abiti, a proporre un po' nel marketing, ti stanno inserendo proprio a pieno regime. Sì, gli sono piaciuta e mi hanno chiesto di continuare a lavorare con loro e si parlerà di un lavoro a tempo indeterminato, è quello che mi interessa. Devo anche finire di laurearmi, quindi... E allora Giulia, un applauso che nasce spontaneo, visto che appunto si parla di una posizione lavorativa, quindi qualcosa di concreto, il concorso di Miss Italia ti ha portato. Un consiglio da una che è arrivata al gradino quello più ambito, a tutte le ragazze dietro che ci provano, sono 43, sono tantissime, come fare ad emergere e a vincere, a continuare questo sogno? Secondo me per emergere basta essere se stesse, ecco, non far vedere chissà cosa, non serve a niente, ecco. La semplicità paga sempre. Un ultimo gossip.